Siamo in Val Raccolana, una delle valli più selvagge e affascinanti delle Prealpi Giulie, nel cuore del Friuli Venezia Giulia. La valle si estende per circa 13 chilometri, racchiusa tra le catene del Montasio a nord e del massiccio del Canina a sud, e termina a Sella Nevea, famosa località sciistica. Questo è il comune di Chiusaforte, chiamato non a caso il comune delle cascate, con ben 13 salti d'acqua distribuiti sul suo territorio. Oggi ne visiteremo alcuni tra i più spettacolari. Il punto di riferimento per il parcheggio è la trattoria Al Fontanon, situata in località Pian della Sega, a circa 11 km dal paese di Raccolana, una quindicina di minuti in auto lungo la strada provinciale SP76 in direzione Sella Nevea. Attraversata la strada, il sentiero per il Fontanone si imbocca dal lato opposto, ben segnalato dal tabellone informativo del Parco Naturale delle Prealpi Giulie e dal monumento al ciclista. Il tratto iniziale è il più ripido, ma non preoccupatevi. Il dislivello totale è di soli 100 metri e il percorso è adatto a tutti, famiglie e bambini compresi. Calzature da trekking sono comunque consigliate, soprattutto in prossimità dell'acqua dove il terreno diventa scivoloso. Il sentiero si inoltra subito in un bosco di faggio, una delle formazioni forestali più caratteristiche delle Prealpi Giulie. È aprile e la faggeta si presenta già nel pieno del suo verde primaverile. Un verde intenso e fresco, quello delle prime foglie, che filtra la luce creando un'atmosfera quasi sospesa. Il silenzio qui è quasi assoluto, interrotto solo dal crepitio dei passi sul terreno ancora umido. Ma ben presto, ancora prima di vedere qualsiasi cosa, si percepisce un fragore sordo e continuo che cresce ad ogni passo. È la voce del Fontanone. In questo periodo dell'anno, con il disgelo del Canini in pieno svolgimento, quel suono è qualcosa di straordinario. Ed eccolo, il Fontanone di Goriuda, 80 metri di caduta libera, una delle sorgenti carsiche più grandi d'Italia. L'acqua nasce direttamente dal ventre della montagna. Le nevi e le piogge che si accumulano sull'altopiano del Canin penetrano nelle rocce, percorrono per chilometri un labirinto sotterraneo di meandri, inghiottitoi e laghi ipogei, e riemergono qui, con una potenza che in questo momento di disgelo è semplicemente travolgente. Prima di avvicinarci ulteriormente, una piccola precauzione che vi consiglio di non sottovalutare: la giacca a vento. Il Fontanone in piena genera una nebbia d'acqua fine e pervasiva che bagna in pochi secondi. Preparatevi e godetevi lo spettacolo. Una delle caratteristiche uniche del Fontanone di Goriuda, probabilmente unica in tutta la regione, è la possibilità di transitare direttamente dietro la cascata, lungo una rientranza naturale nella parete rocciosa. Ci si trova letteralmente all'interno della cascata, avvolti dal fragore dell'acqua, immersi nella nebbia. Alla base del salto principale si forma una pozza dal colore verde intenso, un laghetto circolare dalle acque limpidissime e gelide. La temperatura si mantiene costante intorno ai 5 gradi tutto l'anno. Da qui le acque non si fermano. Continuano il loro percorso verso valle con una serie di piccoli balzi e cascatelle che si insinuano tra le rocce, formando rivoli sempre più veloci che portano il torrente Raccolana verso il basso. Ripercorriamo a ritroso i nostri passi fino alla panchina, il che significa passare nuovamente dietro il Fontanone, con tutto quello che ne consegue. La giacca a vento torna protagonista, ma lo spettacolo vale ogni singola goccia. Raggiunta la panchina,
Imbocchiamo il sentiero che scende verso le cascate sottostanti. Man mano che scendiamo, il fragore del fontanone si fa via via più lontano, cedendo il posto a una nuova voce, quella delle cascate che attendono più a valle, sempre più nitida ad ogni passo. Il sentiero è ben definito e si snoda nel bosco primaverile, con il verde intenso delle foglie che filtra la luce creando un'atmosfera raccolta e silenziosa, interrotta solo dalla voce sempre più vicina dell'acqua. Le cascatelle si incontrano una dopo l'altra, distanziate tra loro, ciascuna con la sua personalità, tutte alimentate dalla stessa portata possente del disgelo, in un susseguirsi di salti e gorghi che invitano a fermarsi ad ogni curva. Una panchina lungo il percorso offre il posto giusto per una sosta, per ascoltare, guardare e lasciarsi avvolgere da questo angolo di valle che pochi si prendono il tempo di esplorare fino in fondo. Ma la visita al fontanone non sarebbe completa fermandosi solo qui. C'è qualcosa che resta nascosto a chi non sa dove cercare. Il punto nella montagna dove questa stessa acqua vede la luce per la prima volta. Ed è lì che andremo. Rientrati alla strada provinciale, risaliamo a piedi per circa 1 chilometro in direzione Sella Nevea. Sulla destra, ben visibile, troviamo una tabella che indica il sentiero numero 645, in direzione Casera Goriuda di Sopra. È qui che si imbocca il percorso che ci porterà alla parte alta del fontanone, quella che pochi visitatori conoscono, il punto nella montagna dove l'acqua vede la luce per la prima volta. Dopo circa 15 minuti dall'imbocco del sentiero si raggiunge un bivio, e qui è necessario prestare attenzione. Da questo punto in poi non troverete bolli o segnaletica che indichi il sentiero verso la sorgente. Nonostante questo, il percorso da seguire è abbastanza evidente e si prosegue senza particolari difficoltà. Ed ecco il luogo in cui tutto ha inizio. Questa è la grotta del fontanone di Goriuda, il punto esatto in cui l'acqua che ha viaggiato per chilometri nelle viscere del Monte Canin riemerge alla luce del sole per la prima volta. La cavità si sviluppa per oltre 600 metri di lunghezza, con laghi sotterranei, pozzi e sifoni esplorati dagli speleologi. È da qui che nasce tutto quello che abbiamo visto in basso. Entriamo nella parte iniziale della grotta, fin dove è possibile farlo in sicurezza senza attrezzatura speleologica. L'aria diventa immediatamente più fresca, quasi gelida. Il rumore dell'acqua cambia carattere. Non è più il fragore aperto della cascata, ma un suono che rimbalza sulle pareti rocciose, cavo e potente allo stesso tempo. Rientrati alla strada provinciale, per raggiungere la cascata del Calderon bisogna tornare in direzione del parcheggio dell'auto, prestando una piccola attenzione. L'imbocco del sentiero non è immediatamente evidente dalla strada. Cercate il cartello appeso a un albero sulla destra, in prossimità del tornante antecedente la trattoria al Fontanon. È facile passarci davanti senza vederlo, ma vale assolutamente la pena trovarlo. Da qui, il sentiero scende in direzione del torrente Raccolana per circa 150 metri, con alcuni tratti scivolosi che richiedono attenzione e calzature adeguate. Non è un percorso per tutti. Un breve tratto attrezzato a lato del torrente richiede un minimo di dimestichezza con il terreno accidentato. Ma la fatica viene ampiamente ripagata. La cascata del Calderon si presenta con 2 salti gemelli che precipitano paralleli in una pozza dall'acqua cristallina. Un ambiente raccolto e selvaggio, completamente diverso dalla spettacolarità aperta del fontanone. Una cascata discreta, quasi timida, che non si mostra dalla strada e non si lascia trovare facilmente. Un luogo per chi sa cercare.
La Val Raccolana è questo, un territorio plasmato dall'acqua e dalla roccia, dove il paesaggio carsico del Canin alimenta in superficie un susseguirsi di cascate, sorgenti e torrenti che si rincorrono verso valle. Il fontanone di Goriuda, la sua grotta e la cascata del Calderon sono tre facce diverse della stessa montagna, tre modi diversi di incontrare l'acqua, la roccia e il tempo. Se questo video vi ha incuriosito e volete seguire altri racconti dal territorio montano del Friuli, seguitemi sul canale. Alla prossima!